legge che è stata votata nella nostra regione tiene conto proprio del cambiamento anche demografico in atto appunto nella nostra regione. Si aggiunge un ulteriore tassello nel servizio sociosanitario del Friuli Venezia Giulia. Dopo la riforma, la legge sull'invecchiamento attivo, dopo un anno di lavoro siamo arrivati a questo punto. In che cosa consiste e qual è il fenomeno degli anziani nel Friuli Venezia Giulia? Ma questo è un tassello davvero molto importante, perché dopo appunto un anno di lavoro con un gruppo nominato da tutti gli assessorati, quindi un lavoro molto trasversale, un tavolo di lavoro che ha visto interessati tutti gli uffici competenti in materia di invecchiamento attivo, abbiamo definito un piano davvero molto importante che interessa gli oltre 380.000 persone anziane che ci sono nella nostra regione. Si lancia un percorso innovativo, noi vogliamo che la legge sull'invecchiamento attivo sia uno strumento valido per tutte le associazioni, per gli enti, per tutti coloro che nel territorio nostro regionale pensano alle persone anziane. La legge sull'invecchiamento attivo, come del resto le altre leggi di riforma, noi dobbiamo far sì che non rimanga solo una buona legge. Questo è il grande impegno. Che strumenti si danno agli anziani? Ogni realtà ha una propria fattispecie, sia per quanto riguarda l'abitare, per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda la sanità. Invecchiamento attivo significa invecchiare bene nella nostra regione che è il secondo punto a livello nazionale come presenza di persone anziane. Quindi abbiamo bisogno di invecchiare bene e questa legge entra proprio nello scenario europeo per definire percorsi che appunto parlino e concretizzano e dare quindi strumenti alle associazioni per metterli in rete anche a livello europeo per fare dei progetti che vadino proprio verso questo versante delle persone anziane.